Ho perso la vista tra la terza in estate, quindi in terza superiore ci vedevo, in quarta non ci vedevo più. È stato un po' anche difficile da spiegare ai miei compagni di classe, perché io in quei 3 mesi sono stato più all'ospedale che in giro, e agli insegnanti in particolare. Il messaggio più lungo, quello più strategico a cui vorrei lavorare, che è il messaggio a cui lavoravo quando ero presidente regionale dell'Unione Cechi, è comunicare la normalità della disabilità. Ci vorrebbe un attimino più di desiderio di capire o di comprendere che anche le persone che hanno una disabilità, in questo caso visiva, sono in grado di dare il 100%. Gli strumenti ci sono, possono essere dati, ma non sempre utilizzati nel giusto modo, o viene data la possibilità realmente di essere attivi e proattivi in azienda, nel senso che si preferisce magari che la persona non svolga un'attività. La persona disabile, e i ciechi in particolare, non finiscono mai di convincere gli altri che siamo nelle condizioni di fare delle cose utili, di fare delle cose, perché ogni persona non ci conosce sufficientemente e la mancata conoscenza ci porta a dover rispiegare, a dover dimostrare a chiunque l'opera di convincimento sulle nostre possibili abilità non finisce mai. Collaboro con l'Istituto Cavazza e con l'Unione Italiana Ciechi, questo è il terzo anno che lavoro qui e mi occupo di consulenza e ausili software e altri strumenti per persone non vedenti e ipovedenti. Adesso Sergio sta imparando inizialmente a controllare lo smartphone, a fare i gesti principali, esatto. Rispondere al telefono, chiamare una persona. L'obiettivo è quello di arrivare alla lettura di libri. Calendario, video. Ancora? Casa. Ancora? Salute. Giorni fa sono andato in posta, c'era un marchingegno nuovo, ho chiesto per prendere il numero, sì, cosa devo fare? Ma scacci qui, il problema è che non so. Allora un signore mi ha schiacciato, e lei cosa devo fare? Devo pagare dei conti correnti di mio amico. Allora ha schiacciato non so dove, mi ha dato un numero e siccome quelli in grande li vedevo già un po' meglio, gli ho chiesto che numero è il mio, non so, A16 per dire. E in effetti sono proprio difficoltà quotidiane che certe volte arrivato sera viene un momento di avvilimento. Perdere la vista in terza superiore, fare la quarta superiore di ragioneria, che comunque le materie erano tutte un po' scientifiche, economia, matematica. La matematica è complicata già di suo, poi senza vederla, e quindi avevo un po' di cose da superare e sono stato, penso, abbastanza bravo a finire il ciclo senza comunque essere bocciato, e quindi sono riuscito a diplomarmi senza non troppi problemi, ma adesso lo posso dire, ma sono stati molto complicati gli ultimi 2 anni delle superiori, e li ho superati anche soprattutto per merito dell'Istituto Cavazza, che ha fatto un lavoro non tanto con me, ma di formazione agli insegnanti, perché noi pensiamo che gli insegnanti siano a posto, in realtà no, non lo sono, perché hanno spiegato agli insegnanti come dover lavorare con una persona con problemi di vista, perché non è una cosa scontata.
io a marzo del 2009 mi sono svegliato la mattina e avevo l'occhio, è brutto dirlo, completamente nero e ho rischiato la meningite. I primi mesi ogni tanto mi soffermavo a pensare a quello che era successo, però quando è successo non puoi più tornare indietro, quindi devi trovare il modo di andare avanti. E io mi sono comunque creata delle cose per poter andare avanti, cioè comunque c'era il lavoro di Adriano, il fatto che a lui comunque piace dipingere, quindi i suoi quadri, le sue mostre, eravamo comunque molto impegnati da questo punto di vista e per me è stato salutare perché mi ha fatto comunque superare questo momento. In questo momento io non ho il cane guida ma ho Adriano guida, che è lui praticamente mi fa da bastoncino bianco, da cane guida, da comunque assistente per quanto riguarda l'esterno. Noi insieme, conoscendoci, facciamo diverse attività e quindi ho voluto, diciamo, Coinvolgermi. coinvolgerti, volendo proprio sigillare questo momento di speranza, coinvolgendo la Gabriella e facendole proprio pubblicare, inserire un quadro che non a caso si intitola Un mondo a colori. Il mio mondo. Il mio mondo a colori. Esatto. Ecco. Quando mi ha chiesto di farlo io ho accettato un po' perché comunque a me piacciono molto i bambini, un po' perché la situazione era una situazione sicuramente ad alta sensibilità e un po' perché comunque a me piace, sapendo il problema che ho io, che poi non è realmente un problema, però conoscendo la mia disabilità visiva, volevo che gli altri capissero che anche chi ha una disabilità visiva può arrivare a donare qualcosa di bello e di positivo agli altri. Comunque il nostro percorso, dopo 3 anni dove tu mi spiavi. Sì, mi ricordo anche quando ti scrivevo dei messaggini, delle poesie in braille, perché così erano un po' dei messaggi in codice, tu mi hai insegnato l'alfabeto e così potevamo leggerci. Sì. Era il momento della mia prima candidatura e io, che in città non ero conosciuto, avevo bisogno di comunicare che il candidato sindaco Federico Borgna alle elezioni di Cuneo del 2012 aveva alcune caratteristiche, certo quella che spicca di più è il fatto che è un candidato cieco e quindi ho usato la provocazione del Cuneo Guardavanti perché avevo voglia di fare in modo che le persone si interrogassero. Nel rapporto con la città nei 5 anni la relazione si è evoluta, cioè alla fine dei 5 anni io non ero più il sindaco cieco, io ero Federico Borgna, sindaco con una serie di pregi e una serie di difetti e in più non ci vedo. E il tema è stato, cioè la mia disabilità è passata in modo proprio, insomma, è stato interiorizzato dai miei concittadini. Cioè il designer che pensa lui da solo, senza avere una formazione specifica, di venirmi a proporre un logo e mentre mi propone il logo mi fa la mappa tattile del logo, vuol dire che al di là del fatto che è sveglio, è bravo a fare il suo lavoro, ma vuol dire che lui ha interiorizzato la mia disabilità. E quindi quello secondo me
E cioè è già di per sé il successo che io mi ero prefissato quando ho accettato di candidarmi a fare il sindaco di Cuneo, e quindi mi sono dimesso da presidente regionale e da consigliere nazionale dell'Unione Cechi. Io ero in una fase in cui non vedevo praticamente più e ho deciso di comprare il bastone bianco, ma giravo come un deficiente col bastone bianco chiuso in mano. E perché in quel momento mi sembrava che aprire il bastone bianco mi facesse accendere dei fari da stadio addosso e in qualche modo fosse il modo di comunicare al mondo la mia sconfitta, nel senso che io avevo perso la mia battaglia con la retinite. E poi non so che cosa mi è scattato in testa e in questo io credo che la funzione dell'Unione Cechi, delle associazioni del mondo della disabilità sia determinante, perché io quel passaggio non sarei stato capace a farlo se non mi fossi confrontato con altre persone che l'avevano fatto prima di me e non avessi visto che loro c'erano riusciti. Cioè il passaggio mentale è stato che andare in giro aprendo il bastone bianco non voleva dire accusare una sconfitta, ma voleva dire prendermi una vittoria, cioè era il modo per riprendermi in mano la mia autonomia e la mia vita. Durante una partita di allenamento ho avuto un incidente, quindi una fortissima pallonata in viso, e allora il pallone era di cuoio e quindi quando pioveva si inzuppava d'acqua, quindi diventava pesantissimo. Io questo colpo in faccia mi ha provocato delle emorragie retiniche e un distacco di retina. Io ho organizzato dal 1966 in poi tutte le manifestazioni di piazza per conto dell'Unione Italiana Cechi e nel 1982 ho conosciuto anche le patrie galere. Io guidavo le delegazioni, arrivavano da Pisa, da tutta Italia, li aspettavo alla stazione, bloccavo i tram, gli autobus e li facevo salire. Siccome poi non ci facevano passare, allora cartelli nascosti. Poi quando arrivavamo a Palazzo Chigi saltavano fuori i cartelli. Ho sempre capeggiato queste cose. E lui era a trattare col governo e io ero sotto con tutti gli altri, anche le altre mogli che aiutavano in queste manifestazioni. Spesse volte mi è capitato di discutere quando mi occupavo del collocamento obbligatorio dei centralinisti e mi dicevano: ah, questo centralista è un fenomeno, oppure ah, guardi, mi cambio il centralista perché questo qui non va proprio. Al che quando io portavo in considerazione: lei quanti dipendenti ha nella sua azienda? Mi dice, non so, 400. E beh, fra tutti i 400 lei pensa che non ce ne sia qualcuno lavativo come è lavativo quel centralinista ceco? La possibilità di poter essere utile agli altri, nonostante l'handicap che mi era sopraggiunto, è stato sicuramente positivo. Mi ha dato una ragione di più di impegnarmi nel sociale e quindi anche nella vita politica e sindacale. In genere le difficoltà che riscontro dall'uscire di casa e raggiungere il posto di lavoro. Già questa è una sfida quotidiana. Dal punto di vista della quotidianità lavorativa, quando mi scontro con
tool, con strumenti di lavoro che non sono accessibili. Salve. Buongiorno. Dori? Ciao, tutto a posto? Tu? Tutto bene, sto tornando in ufficio. Perfetto. Volevo dirti che ti ho mandato la presentazione Sì, ho visto. per il progetto Itaca. Sì, grazie. All'interno ci sono delle immagini. Ho pensato che se ci prendiamo una mezz'oretta, io e te ci mettiamo in un'auletta e ti dico esattamente dove sono le immagini. Ottimo. Rivesto dal 2016 il ruolo di Diversity Engagement Partner e quest'anno il nostro evento si è chiamato Se vuoi puoi e quindi abbiamo ricreato delle situazioni che simulavano le diverse disabilità. Quindi una persona che veniva bendata poteva spingere un'altra persona sulla carrozzina, oppure cercare di interpretare quello che una persona attraverso i gesti diceva ad un'altra persona a cui veniva con una cuffia impedito di sentire. Sensibilizzazione perché in questo modo coinvolgi maggiormente le persone, la finalità è questa. Il fatto stesso di dire non vedente, già nella negazione non è una limitazione. La persona è una persona cieca, diamo un nome alle cose, perché viene associata sempre al limite? Perché tutto il resto non viene percepito. Le persone pensano che noi ciechi vediamo tutto nero, in realtà noi disabili visivi vediamo bianco e spesso anche a colori.